dice i castelli della Loira. Ma noi in Italia abbiamo un territorio molto più ricco della Loira, pieno di residenze prestigiose, il Veneto. Niente di meno che le ville venete palladiane. Cominciamo il nostro slow tour. Partiamo da Vicenza e dal Palladio, naturalmente. L'ultima opera di Palladio viene cominciata nel febbraio dell'80, Palladio morirà nell'agosto, da un certo punto di vista del suo testamento. Palladio, 20 anni prima, attorno al 1560, aveva messo mano anche alla famosa basilica. Bella questa basilica, ma mi aspettavo una chiesa, invece no. Questo era un palazzo medievale e poi gotico, che ha preso il nome di basilica semplicemente perché Palladio, innamorato dell'architettura romana e comunque classica, si è ispirato ai libri di Vitruvio, ha pensato di utilizzare alcuni stilemi dell'architettura classico-romana e riportarli qui in un luogo che era il luogo dell'amministrazione della giustizia, del commercio e della vita cittadina. Ma com'era ai tempi la vita civile di Vicenza? All'epoca questo era il centro del commercio della seta. Cioè il nord-est era Sì. il nord-est anche già del Cinquecento. Era un po' il nord-est nel Cinquecento. È interessante allora il contesto in cui questo fortunello, perché scusa, Palladio arriva qui come ragazzino di bottega e lo fanno diventare un grande architetto e in più nasce in un contesto economico di grande sviluppo, quindi è fatta. Soprattutto qui a Vicenza incontra appunto il suo mentore, Gian Giorgio Trissino. Trissino è un politico rivoluzionario, ha comandato la rivolta contro Venezia, è stato mandato in esilio a Roma. A Roma ha visto cosa stavano facendo Leone X, Raffaello, Michelangelo, i grandi artisti e vuole rifarlo nella sua città. E ha un sogno, il sogno di trasformare una piccola città di provincia in una capitale dell'architettura. Però ha bisogno di un braccio e questo braccio è il giovane Palladio. Trissino adotta Palladio, lo fa studiare e lui diventa un grande architetto. Palladio è un figlio di un mugnaio che viene messo a lavorare a 13 anni in una bottega di un lapicida, quindi comincia lavorando con le sue mani e per tutta la vita questa esperienza di lavorare con le mani della bottega è qualcosa che lo aiuta a vincere la sua battaglia. La sua architettura è stata capace di attraversare i secoli e di costituire un legame molto forte con il mondo romano e il mondo greco poi alla fine. Perché ci aveva questo pallino della classicità? Intanto per loro non era così classico come per noi, per loro era una innovazione. Si immagini cosa vogliono dire le astronavi degli edifici palladiani, bianchi, un colore assoluto, che atterrano sul tessuto della città. Poi c'è anche una ragione politica, i vicentini odiano i veneziani, quindi rifarsi alle radici romane della città voleva dire rifarsi a qualcosa che a Venezia non c'era, quindi essere diversi. Palladio, l'uomo giusto al momento giusto. Diventa praticamente l'architetto di tutte le famiglie benestanti di Vicenza. Anche perché riesce a fargli risparmiare un sacco di sghei. Palladio inventa e brevetta dei mattoni particolari a forma di formaggino, di triangolo, che composti insieme gli consentono di fare una colonna di mattoni e rivestirla con un intonaco speciale che si chiama marmorino, che mischia insieme la polvere di marmo e la calce e lisciata con un ferro sembra pietra. Vedi per esempio questo edificio? Ecco, non è stato rivestito, Ecco, ma poteva essere interamente rivestito di pietra bianca. Addirittura alcuni suoi edifici erano anche dipinti. Allora faceva spendere meno se tutto non veniva costruito con pietra pesante, come è il caso della basilica. E quindi era anche un architetto economico e per questo piaceva molto alle famiglie nobili. Qualcuno dice ha inventato l'architettura low cost. In un certo senso sì. E tuttora, come dire, rappresenta il sogno di elevazione culturale addirittura oggi degli americani, ma dai! Storico, il 6 dicembre 2010 il Congresso degli Stati Uniti ha adottato una risoluzione che definisce il Palladio padre dell'architettura americana e in effetti basta vedere la Casa Bianca. Allora, perché il Palladio rappresenta il loro aggancio con il mondo classico. Che forma deve avere la casa del loro presidente? Non vogliono avere un palazzetto in stile francese
o in stile inglese, che era lo stile delle monarchie europee. Vogliono un'architettura repubblicana. Palladio ha lasciato una traccia indelebile di sé e, a proposito, ma guarda il ritratto di Palladio e la fisionomia dell'architetto. Sono uguali! Magari è un suo lontano discendente. Slow tour con la bicicletta pedalata assistita. Ho lasciato la provinciale per arrivare qui davanti a questa meravigliosa villa del Palladio, ai piedi di queste meravigliose colline asolane. E qui è tutto verde, pieno di vigne, pieno di cose meravigliose come questa villa. Chissà se si può entrare, sarà di un proprietario, di un duca, di un principe, di un marchese, non lo so, cioè sarà di una famiglia. Scusi, buongiorno, è il custode? Sì, È il custode si della può dire villa. che sono il custode della Non è che si può visitare la villa? Certo, Bellissimo. siamo aperti al pubblico tutto l'anno. Ma dai, Beh, è uno dei capolavori di Andrea Palladio. sicuramente. E all'interno ci sono 6 sale interamente affrescate da Paolo Veronese. Magnifico. Vittorio, oltre che il custode proprietario, è anche coltivatore diretto dei vigneti e dell'azienda agricola di Villa Maser. Un modo ammirevole di vivere in villa oggi. Slow tour per le ville venete. Questa era la barchessa. La barchessa, che era questo spazio coperto dove si poteva lavorare. Qui c'erano gli accessi a tutti gli ambienti dell'azienda agricola, c'erano i granai di sopra e le scuderie di sotto, e qui si poteva scaricare e caricare. Quindi il grano anche qua sotto per pulire la Certo, pulitura del grano, è sempre riparato. Questa è una grande cosa. Poi la barchessa è rimasta nella tradizione, Nella no? tradizione veneta, sì. Ottocentesca. E poi quindi noi adesso stiamo entrando nella parte villa. Adesso saliamo al piano nobile, dove ci sono le sale affrescate da Paolo Veronese. Ah, davvero? Posso andare da sola? Certo. E lei dove va? Io torno in campagna. Bene, ci rivediamo dopo allora. A dopo. Arrivederci. Io vado, Villa Barbaro Maser nasce proprio come luogo di speculazione artistica e intellettuale. Daniele Barbaro, il committente, uomo coltissimo del Cinquecento, fu assieme al Palladio a Roma a studiare Vitruvio e le regole auree della classicità. Sa che è veramente bravino? Veramente. Il maestro Lucio De Ganne è il primo violino dei solisti veneti. Ah, io sono solita fare queste gaffe. Suppongo che lei non sia la custode di questa villa. No, sono la fortunatissima che vive qui in questa villa. Magnifico! E quindi qui avete vissuto nella contemporaneità, però altri tempi, perché in un luogo così... Sì, però forse per il fatto che sono cresciuta erano assolutamente normali. Ti dà un calore incredibile e soprattutto non ti senti mai in un museo, ti senti in una stanza. Cioè è vero, è verissimo, è vera. È una Sì, un hai luogo voglia di vero. sederti e effettivamente riprendere il caffè. Magari d'inverno fa un po' freddo, ma però... Si potrebbe fare. Sì, si potrebbe ancora fare. E questa è la stanza abitata, sono stanze abitate, Sì, sono stanze arredate, vedo che ci sono dei ritratti. Quella lì sono io a 18 anni. e questa cavallerizza? Mio padre è un'amica di mio padre che è una grande cavallerizza, questo era mio padre e questa effettivamente era la sua stanza. La classicità è il grande sogno realizzato qui, con i metodi moderni che offriva il Rinascimento. E il grande pittore Paolo Veronese ha aggiunto la sua visione.
I suoi affreschi creano illusioni sublimi e mi sembra di cogliere un significato profondo che non è semplicissimo da notare. Noi siamo dentro una struttura e poi c'è un'architettura disegnata, Esatto. no? Però che ha delle finestre, che ti mostra dei paesaggi all'esterno e ci sono le divinità che sono rappresentate in statue e fuori c'è la natura, addirittura la natura che si affaccia alla nostra finestra, quindi vediamo appunto come se quel pergolato fosse addossato a questa casa. Sì, esatto. E poi sopra c'è l'Olimpo. Sì, tu vedi, vai in diretta, vai in Olimpo. Quei personaggi dell'Olimpo hanno dei visi molto realistici. Magari, chissà, magari rappresentavano gli stessi Barbaro, no? Sì, o persone che comunque erano della famiglia. Sì, non sono dei visi astratti. È vero. Sono dei ritratti. È come se i proprietari, lo stesso Palladio e tutti quelli che hanno partecipato a costruire questa cosa meravigliosa, questo tempio, si fossero voluti immortalare nei visi degli dei, no? Qui c'è questa cosa straordinaria che è stata scoperta. Quel viso, Quel quella viso maschera. che è il viso di Palladio. Ma no, Sì, sì, è una maschera di Palladio. è lui. Sì. E poi c'è l'autoritratto? E poi c'è l'autoritratto di Paolo Veronese. Ma dai, vedi? Lui, proprio lui. Si è fatto là. Si è fatta lì in fondo a questa incredibile infilata di porte, sempre più strette, e che ti danno, vedi gli architravi e ti danno l'impressione veramente che lui stia arrivando con i suoi cani dalla caccia dall'altra parte. Furbissimo, ancora un'altra idea scenografica. Porte sempre più strette in modo che l'infilata della prospettiva sia ancora più evidente. Ti sembra di fare chilometri prima di arrivare là. Beh, stupendo! E quindi abbiamo il piacere di fare la Questo conoscenza. è il signor Paolo Veronese. Fantastico, grazie. Che rientra. Grazie per la bellissima villa che ci ha dipinto, grazie, è stato molto gentile. Forse ci ha voluto dire anche qualche cosa che noi abbiamo colto. C'è una storia su questo cagnotto. Quando sono stati fatti i restauri lavando eventuali ritocchi che erano stati fatti nel tempo sopra, quel cane è saltato fuori perché l'avevano coperto, ovviamente non era abbastanza chic. Era stato lasciato soltanto il levriero e quel cagnotto sotto non c'era più. E invece Veronese aveva fatto il suo cagnotto. cane. Ovviamente. Cioè, non solo il ritratto di tutti, no? Ma anche del suo cane. Lascio Villa Barbaro Masera ai suoi custodi proprietari, investiti dell'onere e onore di custodire in nome di tutti un patrimonio come questo. Tour palladiano in Veneto. Tra Arzignano e Valdagno, nei pressi di Vicenza, c'è Villa Trissino Marzotto. Questi posti hanno sempre una storia ed è sempre una storia affascinante. Vedi per esempio quel pezzo di palazzo là, quello là nasce come castello medievale, attorno al 900-1100 d.C. arrivano dalla Germania i Trixen. I Trixen erano germanici, erano guerrieri, erano soldati di Ventura, arrivano qui, fanno quella fortezza e naturalmente fanno pagare gabelle a quelli che passano. Poi i Trixen in qualche modo si ingentiliscono, diventano Trissino. E uno di loro fu appunto Gian Giorgio Trissino, lo scopritore del Palladio. E allora dal torrione medievale iniziale poi nasce la villa. Nasce la villa nel Settecento, dove tutto è massimamente ingentilito e reso fastosissimo. Il bello delle ville venete, e di questa in particolare, è che sono abitate, vissute, vere nella loro capacità di trasmettere un'atmosfera storica e nel contempo attuale, con continue contaminazioni fra il lato monumentale e quello quotidiano. La villa a un certo punto è stata acquistata da Gaetano Marzotto per suo figlio Giannino, che l'ha curata e ristrutturata. Buona Zanuso, la vestale di Villa Trissino Marzotto
bellissima, la villa meravigliosa. Questa sala è un po' spoglia. Ma va là, Dai, non c'è niente? ma dai. Vabbè, questa è la sala del tesoro, posso dire. Sì. Questa è strepitosa, è la sala in cui voi avete la collezione di arazzi, che hanno una storia. Eh sì, una storia anche molto divertente, molto rocambolesca. Allora, intanto è probabilmente una delle collezioni private più importanti al mondo, completa. La committenza è Gonzaga, la famiglia Gonzaga ha bisogno di arredi da viaggio, i nostri plaid da picnic, tanto Arredi da per viaggio? dirla. Sì. E sarebbero questi arazzi qua? Sì, i disegni sono di Raffaello e Giulio Romano, per cui abbiamo a che fare con due artisti importantissimi. La realizzazione è la casa Pannemacher in Belgio, quindi sono fiamminghi. E si disperdono a un certo punto in giro per il mondo. Si disperdono per il mondo per fortuna, perché gli arazzi sono molto rari. Spesso quando c'era un attacco, un'aggressione a un ducato, a una famiglia, il saccheggiatore li bruciava, perché i bagliori che si vedono sono i fili d'oro d'argento con cui sono tessuti. Siccome sono molto pesanti da trasportare e da rubare, cosa facevano? Li bruciavano, scioglievano il materiale prezioso, lo mettevano in tasca e scappavano via. Che schifo. Vabbè. Questi si salvano perché la famiglia Gonzaga viene a sapere di essere attaccata e la vende degli antiquari per fare cassa per la fuga. E quindi vengono dispersi in giro per il mondo. Gaetano Marzotto, il padre di Giannino Marzotto, ne vede 2 a Palazzo Donà dalle Rose a Venezia, se ne innamora e da lì parte in questa avventura di voler ricomporre la collezione completa. Gli arazzi sono di squisita fattura, ma è squisita anche l'accoglienza di Villa Trissino Marzotto e il suo baccalà alla vicentina. Slow Tour, Ville Venete. Sono arrivata a Villa Emo. Il parco è meraviglioso, ci sono un sacco di topiaria, no? Cioè di siepi tagliate in un certo modo e sembra che ci sia un giardiniere che è un tipo un po' strano e non lo si avvicina con facilità. Salve! Ma sono siepi che non sono siepi, sono muretti. È come dire il giardino all'italiana, esatto, che viene fatta con le siepi fatte così. Ma non è mica facile farle venire su in questo modo. Poi tante. E come si fa a tenerle così? Se vuoi provare. Oddio mio, no. Sì, dai. C'è sempre una prima volta. Se è sempre una prima volta si può provare. Ma non voglio rovinare, guarda, è già successo con le pecore. Schiacci, quando taglio qualcosa. Bello! Grazie. Beh, complimenti perché non è mica facile. Ci sono chilometri di muretto. Buongiorno. Voi siete i proprietari di Villa Emo? Sì. Siamo i rappresentanti legali della banca e della fondazione che sono le proprietari della villa. Una banca locale, la banca del territorio dove cittadini e soci coincidono, l'hanno acquistata per mettere a disposizione di tutti. Beh, bellissimo, sì. Quindi proprio una salvaguardia di un patrimonio che non era solamente di una famiglia, ma era naturalmente... Patrimonio UNESCO, quindi vuol dire patrimonio di tutti. Quindi non siete né duchi, né marchesi, né conti? Assolutamente no, siamo delle persone normali. Andiamo a vedere, meraviglioso. Poi le pannocchie ai lati. Straordinaria, ma questa è proprio palladiana. Palladiana pura, anzi forse è la villa più riuscita del Palladio, quella più equilibrata, simbolo del Palladio. Gli affreschi sono dello Zalotti, siamo nel 1540 e 50, una villa che è una villa fattoria dove i nobili veneziani venivano a realizzare la loro casa di campagna nell'entroterra, in queste zone. E poi qui e là delle informazioni che ci vengono date anche sul periodo storico e anche su quello che dal punto di vista dell'agricoltura veniva fatto qua. Per esempio, là in fondo, lo Zelotti, discepolo del Veronese, anche lui con molta ironia
dipinge queste cornucopie, questi festoni, ma ci mette non dei fiori a caso, ci mette l'aglio, ci mette, che so, forse questa è una barbabietola, il cavolfiore, la verza e poi, molto importante, ci mette il mais. Perché il mais arriva qui da dove? Dalla Turchia, dopo essere naturalmente arrivato dall'America. E sembra che gli Emo siano stati uno dei primi ad introdurre in queste terre il mais ed acqua, due elementi che insieme hanno fatto quindi risollevare la popolazione locale da quella che era veramente la crisi di quel tempo, crisi diverse da oggi. La polenta! La polenta! Mamma mia, la polenta! La lavorazione del Gran Turco, come si faceva tempo fa. 4 piante per metro quadrato. Per metro quadro significa un investimento povero per metro quadro, però dà la possibilità di dare una pianta robusta con sostegno, altrimenti è soggetto a essere allettato dal vento. E poi si ottiene anche certi risultati di certe spighe di questo genere. Fantastiche, è bio questo, non è stato modificato. Difatti è una varietà autoctona questa. Ma dai, ne voglio piantare nel mio orto. Senz'altro. Dai! A proposito di farina, io sono qui dalle parti di Treviso e ho voglia di pizza. Buonasera. Buonasera, io non avevo ancora ordinato niente, ma... Faccio una sorpresa, le porto una pizza, sono 6 tipi di farine diverse. 6 tipi di farina? 6 tipi di farine diverse. Nella stessa pizza? Stessa pizza, ha 2 giorni di riposo. Praticamente lei quando mangia questo prodotto sentirà che è più leggero di quando si è seduto. Qui non c'è niente di scatola, sono tutti prodotti di stagione. Questa verdura da dove viene? Questa verdura è biologica, è una verdura dei nostri campi qui biologici. Sono capitato in un'antica azienda agricola, riconvertita all'agrigastroturismo, con tanto di nobile magione, Villa dalla Zonca. Come nella favola di Pollicino, Pollicione entra in un magnifico palazzo e trova il tè. Villa dalla Zonca. L'impianto iniziale è quattrocentesco, poi sviluppata nel 1700. È la classica villa veneta, proprio quando a un certo punto i nobili veneziani guardano all'entroterra, si fanno costruire le loro residenze estive, che sono anche aziende agricole. Oppalala, e in cima alle scale c'è anche il padrone di casa. Conte Agostino dalla Zonca, proprietario di questa meraviglia. Sì. Ecco, la vostra famiglia si è sempre storicamente distinta per un certo mecenatismo. Cioè, qui voi avete accolto da sempre la gente che veniva da fuori. Una volta però erano grandi artisti, adesso erano grossi turisti. Sic transit gloria mundi. E il conte è fatalista. Da quando noi abbiamo comprato questa casa, verso la fine del 1800, il mio bisnonno, che è quello che l'ha acquistata, ha sempre cercato di ricevere, di tenere, di far lavorare qui artisti, musicisti, scrittori, pittori. In effetti la villa è piena di opere d'arte, ma se una volta la ricchezza era la terra, adesso i tempi sono cambiati. Dobbiamo cercare altre fonti di reddito per la conservazione, diciamo, di questa struttura, e quindi per far questo uno dei fabbricati di servizio l'abbiamo trasformato in un relais che ci sembra abbastanza bello, nel quale poter offrire una ospitalità e contemporaneamente anche far vedere, visitare quello che ci sforziamo di conservare per i nostri nipoti. Ma in questo mondo senza i turisti, come potremmo fare? Abbiamo acquisito, una volta erano quelli del Grand Tour che arrivavano, no? Erano pochi ma buoni, adesso siamo tanti e meno buoni, però insomma il senso è quello lì. Quando lei legge nelle cronache, quando Byron è arrivato a Venezia, è arrivato con 8 servitori, 3 cani, un pappagallo, persino una scimmia, ha preso in affitto un palazzo. Oggi credo che un turista così non lo trovo, che venga qua. No. Caro conte, non ci sono più i viaggiatori di una volta.
male essere la signora della villa, la villana. Permesso? Sì? Buongiorno. Buongiorno. Ho un appuntamento per vedere la villa, mi devo sposare. Ho parlato al telefono con il conte e appunto sono qui per vedere gli ultimi dettagli. Beh, dica a me. Il centro tavola, volevo un po' capire come farli, avere magari qualche consiglio. Per esempio, hai mai pensato per esempio a dei cactus? No, a dire la verità non ci avevamo pensato. Ma è originale come cosa, capito? C'è un cactus, che mettere mai un cactus al centro tavola? E invece appunto. noi lo facciamo, perché siamo così eredi di questa nobiltà, di questa conoscenza, di questo momento particolare dell'Italia, che è stato un momento veramente che tutti ci invidiano. Vede, guardi, deve vedere anche, guardi, questo qui era un vescovo e quindi l'abbiamo messo lì. Una famiglia molto antica. Ma immagino, certo, la perché- nostra era una famiglia antichissima. Guardi, per esempio, vede anche lì abbiamo Marcel, vede come assomiglia a Mozart, per esempio, vede? Poi abbiamo qui tutti i nostri quadri, le nostre cose, le nostre suppellettili. Poi guardi, ecco, se noi andiamo di qua, ecco, guardi questa sala, questa idea proprio della bellezza, dell'eleganza, anche della sobrietà. Tutto molto molto semplice, molto italiano, molto rinascimento, molto quello che siamo. Ecco, vede la famiglia, vede l'eleganza, Sì. no? Anche un po' di... Siamo un po' understatement, no? Cioè, no? Venga, adesso le voglio fare vedere. Guardi, Jacopo. Buongiorno. Jacopo? Sì, sono io. Buongiorno. Buongiorno. Mi sono lasciata andare. Mi sentivo la signora della villa. Invece, naturalmente, è Jacopo Marcello, il vero padrone di Villa Marcello. Discendente della famiglia Marcello, Discendiamo direttamente dal figlio adottivo dell'imperatore Augusto di Roma. che ha dato dogi e ammiragli a Venezia. La loro nobiltà risale al 900 d.C. Oh là! Un salone! Un tinello, un salottino. Il salottino delle feste. Però... È stata completamente affrescata nel Settecento, in onore di una ragazza, per un matrimonio. Per un matrimonio, naturalmente. Certo. E questa ragazza si chiamava Alessandra, ed ecco perché i 4 affreschi delle pareti sono 4 momenti della vita di Alessandro Magno in suo onore. Il primo affresco della sala, infatti, ha proprio come tema un matrimonio, il matrimonio di Alessandro. Ah, sì. Insieme a Rossane. L'asiatica. L'asiatica. L'altro momento riguarda un'altra donna, si chiamava Campaspe. Dicono la donna più bella d'Asia, la ragazza aveva 16 anni. Lui la incontra mentre conquista il Medio Oriente e allora chiede al pittore Apelle di farle un ritratto per poter avere proprio questa sua bellezza sempre con lui. Apelle? Apelle? Apelle, figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo, lui? Non lo so, Mi però sono sempre potrebbe, chiesto chi potrebbe fosse. essere. Anch'io. Buongiorno. 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 Grazie. Ecco il caffè. Ma bellissimo, bellissima accoglienza. Grazie, ma avete tenuto bene? Fantastica. All'inglese, con partecipazione personale. Alle persone piace molto di È più vero. vederci davvero inseriti nella vita di ogni giorno, che qui è veramente a 360 gradi. Si passa dal curare il giardino, fare dei restauri in casa e l'accoglienza. Beh, insomma, è fare un salto veramente di secoli, di millenni, ed è estremamente coinvolgente, no? Cioè, in un mondo così patinato, quello che anche a noi, singolarmente, a me, a te forse, viaggiando, è trovare ciò che è vero. E dunque non fingiamo nulla. Noi siamo proprio i padroni di casa, per cui come un buon padrone di casa cerchiamo di accogliere nel migliore dei modi. Beh, insomma, guarda, in questo viaggio in bicicletta tra le ville venete ho capito meglio qual è lo spirito e sono veramente perfettamente d'accordo, siete perfettamente in linea con Slow Tour. Che bello, vedi, sì. Grazie, ciao a te. Aeroporto privato di Villa Bagnoli.
Per visitare la prossima villa azienda ci vuole l'aereo, come per le grandi faziende sudamericane. Quante ore di volo hai tu, scusa? 600. Sono tante, no? Sì, abbastanza. Abbastanza. Ma porta uno come me? Sì, adesso con le gambe. Adesso con le gambe. Ecco cosa ho fatto qua. Niente. Questo è Dominio Bagnoli, 600 ettari che una volta erano il doppio, campi, vigneti, una centrale per produrre biogas col mais e col letame dell'allevamento di bovini. E quella è appunto la villa, inserita nell'abitato di Bagnoli di Sopra, di cui è stata il nucleo fondante. Quella è la provinciale che da Monselice porta all'Adriatico. Laggiù di fianco alla villa il giardino, il brolo, le cantine. Ed eccoci dentro la villa, che magnificenza. Dominio di Bagnoli, è il nome della villa? Dominio di Bagnoli è il nome della villa del comprensorio, è sempre stato fin dall'inizio il dominio di Bagnoli. Abbiamo tracce storiche prima dell'anno 1000. A cavallo della metà del 600 il comprensorio è stato ceduto alla Repubblica Serenissima di Venezia, che l'ha venduto alla famiglia Widman. Personaggio rilevante della famiglia Widman era Ludovico, amico del Goldoni, che veniva qua l'estate e passava le sue vacanze. Invitava il Goldoni che per sdebitarsi dell'ospitalità ricevuta qui scriveva delle commedie. E invitava qui il Goldoni, che in questa villa faceva le prove delle sue commedie. Mio marito che lo mai da ella. Se la fosse una donna prudente, la me lo dirave. Che lo dirò. Che lo dirò anche per levarghe i pulsei de testa. Che bello, che brave, grazie. Cosa si prova a recitare in un posto così? Oh, è fantastico, è una grande emozione. Vere attrici. Di qua si vede proprio la struttura della villa veneta, della villa, diciamo, padronale agricola, giusto? Questa qui è la struttura tipica delle ville venete, dove hai la villa, hai il giardino termina dove c'è quel muro e dove c'è il cancello grande, poi dietro hai tutta una parte che è una via di mezzo fra il giardino e la parte puramente agricola dell'azienda. È chiamato il brolo. Che spettacolo, è una vera scenografia. Con un retroscena importante, le cantine. Bagnoli è un loghetto così bello, così ben fatto e pieno di simmetria, che poeta non è penelo che vi possa dir cos che lo sia. E voi altri, venime drio, belvighene almeno un'ombra prima che sia finito. Vieni Patrizio, qua è la cantina, la parte migliore dell'azienda agricola. Qui c'è il vino friulano. Ho capito, a parte che siamo in Veneto e c'è il vino friulano. No, friularo. Che vino sarebbe? È un vitigno molto antico. Al tempo della Repubblica Serenissima era il vino più famoso della Repubblica, era il vino più caro della Repubblica perché era sostanzialmente l'unico che non andasse a male quando era imbarcato sulle navi. Un vero vino da viaggio, e questo viaggio delle ville venete si conclude con un brindisi col vino da viaggio.